Dunque, siamo qui a Palazzo Grassi, abbiamo qua l'assessore Cristiano Grazzari che ha diverse materie per quanto riguarda la regione, la pesca, urbanistica anche, giusto? Pesca, urbanistica, cultura, Perfetto. caccia. Allora, Caccia. oggi qua a Palazzo Grassi c'è un incontro importante, donne nella pesca, e le hanno già detto cosa stanno facendo? Beh, è un progetto molto bello questo, portato avanti anche con il FLAG, vuole valorizzare il ruolo della donna nel comparto della pesca. Dobbiamo sempre ricordare come il Veneto rappresenti un'eccellenza anche da questo punto di vista, perché nella pesca e soprattutto in tutta quella che è la pesca lagunare, la molluschicoltura, c'è una grande percentuale di presenza femminile nelle cooperative, nei soggetti che operano nel settore. Una presenza insostituibile oggi che dà con la propria professionalità, il proprio impegno, una spinta formidabile alla crescita di un settore che dà opportunità di lavoro, di crescita e di sviluppo per il nostro territorio. E questa è una peculiarità proprio veneta, quindi le donne della pesca veneto sono uno dei motori propulsivi della nostra pesca.